Voglio rimanere con te per sentirmi sempre amata, per venire a t'accarezzare, che fatica mi fai fa, ma con te sono rinata. Veramente originale, scusa, veramente originale! T'amo io con tutto cuore, t'amo. Finalmente concesso alle telecamere di Luciano Filangieri, perché c'è fermento in città, tutti incuriositi da questo disco. Infatti ci troviamo allo studio di Checco D'Alessio per venirti a intervistare e a cercare di rubare qualcosa a proposito di queste note che tutti aspettano. Che ci racconti? Che ti posso raccontare? Che questo incontro è nato in modo così particolare e divertente, anche nel senso che stavo decidendo di fare il disco nuovo e avevo bisogno di un arrangiatore giovane, moderno, che andasse incontro ai gusti dei giovani, perché io sin dagli inizi sono stata una cantante moderna nel mio genere. Infatti con lo zio abbiamo creato uno stile, un genere musicale che comunque è andato avanti nel tempo e ancora oggi ha la sua forza, la sua storia. Allora, io è difficile che mi emoziono quando faccio i dischi, perché comunque essendo abituato a lavorare con persone più brave di me, con diciamo ai piani alti, tipo mio zio, è difficile che trovo in che un artista mi possa fare emozionare, e Ida Rendano è uno di questi. Sì, dopo 20 anni, ecco, come se fosse stato un appuntamento fissato a distanza di 20 anni. Ci incontriamo, mi ha fatto sentire un pezzo che a me è piaciuto tantissimo e da lì l'ho visto, l'ho incontrato e devo dire è un arrangiatore, un musicista molto 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 bravo. Lui è il futuro di questa città a livello musicale. Un artista di spessore merita tutto il meglio e tutto l'impegno che io e i miei colleghi abbiamo messo in questo disco. Quando senti gli arrangiamenti di Checco D'Alessio te ne accorgi dal suono, e lui ha un suono come ce l'aveva lo zio 20 anni fa. C'è un Sergio Donati, il Sergio Donati, che sta creando meraviglie ultimamente. Hai deciso di sposare in toto proprio la squadra di Checco e a quel punto per le parole ti sei lasciata andare insomma a questo tipo di scelta. Loro sono i nuovi D'Agostino D'Alessio del 2000. Ti spiego, tu sai che io nasco come autore con un maestro, uno dei grandi, che si chiama Enzo D'Agostino, no? Quindi oggi con Checco D'Alessio, Francesco, abbiamo un po' cercato di formare una coppia, diciamo, storica. Avere Ida, il disco di Ida, la voce di Ida, è stato un po' come percorrere il passato, quindi raccontare tutto quello che quella grande coppia hanno raccontato, noi con molta, insomma, umiltà e con la nostra grande passione abbiamo cercato di ripercorrere quei passi. Colpa di un destino scritto a metà, sì, ma stato senza parlare, che mano in voce, e lacrime amore. Nome, Checco, Ida, Sergio, professione, mi arrangio. cantante. Scrivano. la canzone più bella del disco. Veleno e passione. T'amo, io con tutto cuore t'amo. L'inferno è un posto dove morano i suoni e si vive chiagnendo. Chi di voi è il più ricco? Ida, Loro. Indubbiamente Checco. E il più furbo? Sergio.
Io. Sempre lui. Il più puntuale. Ida. Sempre io. Ida. Chi di voi ha fatto più sesso durante il disco? Ida. Loro. Se non mi sbaglio io. E su un disco? Sergio. Io. Sempre io per è scomodo. Facci una smorfia. Fai un urlo. Ueeeh! Un pregio e un difetto degli altri due. Un grande autore, Sergio. Ma quanto fuma? Fuma troppo. Grande interprete. Ma com'è pesante. È incinta. Un pregio del maestro D'Alessio, innamorato della musica. Un suo difetto è troppo maniacale. Sergio, appassionato. Un difetto, mangia un po' troppo. Allora, Checco ha una grande lungimiranza musicale, questo è il pregio, però fa sempre tarda. Ida è grande artista, troppo pignola. Veleno e passione, amore che staterà, bruciare e sincero, quando ti va a carezzare. Ci siamo dette proprio tutto, però la cosa più importante ancora non l'abbiamo espressa. In realtà è quello che aspettano tutti di sapere, ovvero quando esce. Questo disco esce a fine febbraio e vi preannuncio che sarà veramente un anno meraviglioso. Un disco che non vedo l'ora che esca. Vorrei già cantarvi tutte le canzoni, però non posso perché poi sciupiamo la sorpresa. Quindi mi raccomando, come sempre io invito i miei fan ad acquistare i miei CD e è un regalo che faccio a loro come sempre con tutto il cuore. I miei dischi nascono sempre da un periodo della mia vita. Questo è un periodo molto felice, come questo disco.